Allora, il lunedì già di per sé è traumatico, iniziare la settimana dopo il weekend richiede già uno sforzo intellettuale abbastanza importante. Se già iniziamo la rassegna stampa con le cattive notizie, non arriviamo sicuramente alla fine della giornata, quindi proviamo a iniziare con una buona notizia che viene dalla sanità, caso più unico che raro per quanto riguarda la Sardegna, e lo facciamo dall'articolo che troviamo oggi su Sardinia Post, che racconta del primo intervento di chirurgia pediatrica con l'uso di un robot su un bambino di 8 anni a Sassari. Infatti, grazie a questo strumento si è riuscito a risolvere un piccolo difetto bilaterale della parete addominale del paziente, come detto, di 8 anni, che è stato dimesso direttamente nella giornata stessa in cui è avvenuto l'intervento, a dimostrazione appunto di come tutta l'operazione abbia avuto poi esito positivo. Lo racconta anche Francesco Saverio Camoglio, che è il direttore della chirurgia pediatrica e neonatale della O di Sassari, che ha spiegato come grazie a questo strumento c'è la possibilità di offrire ai piccoli pazienti la possibilità di un recupero rapido e sicuro. Non si può usare su tutti i bambini, infatti bisogna aver compiuto almeno 2 anni, ma almeno offre l'opportunità ai piccoli pazienti sardi di essere curati all'interno dell'isola. Da agosto, infatti, spiega Antonio Lorenzo Spano, che è il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, è arrivato un nuovo direttore appunto della chirurgia pediatrica e in 8 mesi si è stato in grado di dare un nuovo slancio all'attività chirurgica, appunto, offrendo strumenti all'avanguardia come questo robot che si chiama Da Vinci Multiport. Questo è il nome appunto di questo strumento, che permette di operare in diverse patologie pediatriche, soprattutto che coinvolgono l'apparato urogenitale, il sistema gastrointestinale e la parete addominale, appunto. Perché è importante questa notizia? Perché in una sanità che fa acqua da tutte le parti, lo vedremo anche nel seguito di questa puntata, una piccola buona notizia viene proprio dai più piccoli, perché la Sardegna, soprattutto per alcune patologie, per alcune operazioni che riguardavano i bambini, non era in grado di offrire un servizio adeguato e in tante famiglie erano costrette a portare i propri figli in continente, nella penisola, per farli curare negli ospedali più specializzati appunto del resto d'Italia. Una storia che forse metterà la pulce nell'orecchio di quanto sia importante la formazione e l'investimento, soprattutto nei settori della pediatria e della chirurgia neonatale, che permetterebbe alla Sardegna quindi di essere finalmente autonoma anche da questo punto di vista, non dovendo sempre affidarsi agli ospedali di altre regioni e sobbarcarsi anche dal punto di vista economico i viaggi per permettere ai piccoli sardi di curarsi. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di lunedì 24 marzo. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'Insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani dell'isola e vi racconta le notizie più importanti che riguardano la Sardegna. Un buongiorno anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Calaritana che ci possono seguire in FM, in radio, oppure in streaming sul sito di Radio Calaritana. Se volete però, queste e le altre puntate sono sempre disponibili sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Come detto, dopo però una notizia positiva in termini di sanità, bisogna anche guardare l'altra faccia della medaglia, che viene dalle liste d'attesa su cui si concentra oggi Alessandra Carta, pagina 3, nell'articolo sull'Unione Sarda, che regala un quadro sardo veramente tremendo per quanto riguarda appunto i tempi di attesa per le visite specialistiche. C'è uno specchietto che fa un confronto tra i giorni di attesa nel mese di ottobre del 2024 e quelli di gennaio 2025. Praticamente in tutti i casi delle esami e delle visite specialistiche sono aumentati, gli unici a fare eccezione sono quelli che riguardano la risonanza al cervello e la colonscopia. I dati sono pubblici e verificabili su Sardegna Salute, il portale della regione dedicato alla sanità, e che mostra come il sistema assistenziale sardo sia non tanto ad imbuto ma quando proprio a tappo, perché è difficile riuscire ad accedere anche alle prime cure, non soltanto andando avanti nelle terapie. Il dato che è più angosciante, spiega Carta, è quello riguardante l'oncologia, perché nella settimana tra il 20 e il 24 gennaio 2025, ad esempio, quello scelto appunto dalla regione per questa rilevazione a cui stiamo riferendoci, l'attesa di una visita è di 278 giorni contro i 41 registrati appunto a ottobre del 2024. Numeri che colpiscono se si pensa appunto che dietro a questa attesa ci sono delle persone che aspettano di avere delle risposte, che aspettano di avere delle cure e hanno solamente 2
possibilità, quella di rivolgersi al privato, quindi pagare gli esami e pagarli profumatamente soprattutto, e poi quella di attendere in molti casi, di aspettare che magari si liberi un posto e alla fine la malattia si cronicizza. In molti casi non si può però aspettare, quindi appunto ci sono poche alternative che il paziente può percorrere. Trovare un aspetto positivo nella lettura di questi dati è abbastanza difficile, perché anche quando i giorni di attesa sono in diminuzione per quanto riguarda una determinata visita, questi sono all'incirca 100 di differenza tra appunto il periodo che va ad ottobre 2024 e quello che riguarda gennaio 2025. 100 giorni sono sicuramente tanti, però quando si parte da circa 306 giorni di attesa, ecco, avere 100 giorni in meno fa la differenza, sì, ma relativamente. Una fotografia, come detto, impietosa dello stato della sanità in Sardegna, che è, come detto, comune a tante regioni d'Italia, ma che da noi si sente molto di più, perché, come detto, le alternative sono sempre quelle: o ci si cura in Sardegna con tempi di attesa biblici, o si va fuori a farsi curare, sobbarcandosi appunto buona parte anche delle spese di viaggio, oppure non ci si cura e quindi a quel punto la malattia diventa cronica e alle volte c'è poco da fare quando poi questa arriva a un livello dove non ci si può più curare. Mi dispiace che ogni volta che affrontiamo il tema della sanità ci si trova sempre poi a dover concludere un po' sul tragico, però se si sentono le storie delle persone che devono convivere con i tempi di attesa biblici, con tutto quel mondo appunto dedicato alla salute che non funziona, essere tragici alle volte è anche l'unica alternativa che si ha per cercare di raccontare in modo empatico e meno freddo quello che sta avvenendo. Cambiamo però discorso, andiamo a parlare un po' di cronaca, perché vi avevo detto venerdì che se ci fossero stati degli aggiornamenti nel weekend riguardante gli incidenti di Cala Figuera che ha coinvolto Manuela Magia e Paolo D'Urso, appunto ve li avrei dati. Ecco, l'aggiornamento importante che è arrivato già dalla giornata di venerdì è che il corpo di D'Urso è stato trovato, lo racconta oggi Francesco Piras a pagina 14 sull'Unione Sarda in cronaca di Cagliari, riportando le ultime ricostruzioni da parte delle forze dell'ordine. Il corpo di D'Urso è stato trovato sugli scogli insieme anche al cellulare, che diventa l'ultimo pezzo del puzzle da mettere insieme per cercare di capire se, come appunto anche riscontrato dall'esame del medico legale, sia stata una caduta purtroppo tragica, accidentale, che ha coinvolto entrambi i fidanzati, o ci sia stato qualcosa di più. Ecco, il telefonino potrebbe dare delle risposte riguardanti questi punti mancanti, perché fino ad adesso il quadro ricostruito dalle forze dell'ordine è abbastanza chiaro. I due si trovavano sulla strada del diavolo, erano arrivati appunto attraverso la passeggiata nella zona di Cala Figuera e da lì appunto sarebbero scivolati e caduti in acqua, dove poi sono stati ritrovati i corpi. Una tragica fatalità dovuta probabilmente alla disattenzione e che però non avrebbe altro riscontro se non appunto quello del tragico incidente. Parliamo ancora di politica, parliamo di finanziaria, lo facciamo attraverso l'articolo a pagina 4 dell'Unione Sarda a firma di Roberto Murgia, perché in questo momento la maggioranza di centrosinistra è al lavoro per evitare di raggiungere il quarto mese di esercizio provvisorio, e per farlo ci sarà bisogno di un accordo con il centrodestra, perché la minoranza dovrebbe rinunciare a 10 giorni in cui preparare la relazione di minoranza appunto riguardo il decreto di legge da discutere in aula, e in questo modo permetterebbe l'approdo immediato in Consiglio regionale, così da arrivare a un'approvazione del decreto nei primi 10 giorni di aprile, comunque quindi prima di Pasqua, evitando un altro mese di esercizio provvisorio che dal punto di vista dell'immagine sicuramente non gioverebbe all'operato della giunta. Ci sono ovviamente varie sensibilità e varie posizioni all'interno del centrodestra, c'è chi è più disposto a parlare, c'è chi invece vuole utilizzare questi 10 giorni proprio per rinfacciare alla maggioranza le difficoltà di mettere in piedi una legge di bilancio approvata in tempi brevi, e chi invece è disposto a trattare a patto che però ci siano delle rassicurazioni su determinati temi, quali oggi Murgia li spiega sull'Unione Sarda. Ad esempio il dirottamento dei soldi che servirebbero per gli aeroporti, vi giuro che non è una battuta, anche se adesso che ci penso mi fa molto ridere. Comunque il dirottamento dei fondi che sarebbero destinati alla fusione dei 3 aeroporti sardi dà questa funzione alla sanità.
In particolare, come potete immaginare, per l'abbattimento delle liste d'attesa, che attualmente prevedono un finanziamento di 12,5 milioni di euro già all'interno della finanziaria che in questo momento è in discussione in commissione. Altra partita riguarda anche il fondo unico agli enti locali. Negli scorsi giorni i sindaci avevano chiesto a gran voce un incremento di questo fondo e la maggioranza stava ragionando appunto sulla possibilità di destinare 50 milioni in più a questo fondo, tagliando però le richieste avanzate dagli assessorati per un valore che dovrebbe superare quindi 100 milioni. Poi ci sono altri correttivi possibili, però questo per farvi capire che attualmente la maggioranza riuscirà ad approvare tutta la legge di bilancio nel caso in cui appunto ci sia un accordo, a dimostrazione che in politica, anche quando le persone si vogliono mostrare dure e pure, a un certo momento c'è bisogno di compromesso. E meno male che è così, e meno male che c'è dialogo tra le forze politiche, meno male che c'è dialettica. Non si va in battaglia in consiglio regionale, non si va in battaglia quando si affrontano dei problemi collettivi. Ci sono delle strategie diverse per risolvere i problemi, però l'obiettivo appunto è quello di risolverli e di conseguenza ben venga anche trovare un accordo, trovare un punto di compromesso per riuscire quindi a dare alla Sardegna un'idea generale di quelle che saranno le spese per il prossimo anno. Parliamo di sport, perché anche se c'era la sosta delle nazionali si è comunque giocata la Serie C di calcio e la Serie A di basket, tutte quante a Sassari. Quindi prendiamo la nostra macchina, andiamo su tutta la 131, che è anche il giornale che leggeremo adesso per sapere appunto che cosa è successo in questo weekend sportivo, per partire appunto dalla Torres, che ha ripreso a correre, ha battuto sabato il Rimini in casa per 2-0 e ha allungato sul Pescara, quarti in classifica, che provava l'aggancio al podio appunto del girone B di Serie C, con l'ultimo gradino che appunto è occupato dalla Torres. La prossima sfida per l'Uomini di Greco sarà contro la Virtus Entella, capolista. I sassaresi devono difendere la posizione soprattutto in vista dei playoff, che permetterebbe, arrivando al sesto posto, scenario comunque molto difficile, di riuscire a saltare un turno dei playoff e quindi potersi preparare al meglio nella sfida che potrebbe mettere in palio un posto per la Serie B. Rimane comunque il rammarico dei punti buttati nel corso di questo inizio di anno e che hanno visto i sassaresi quindi perdere il treno di Ternana appunto e Virtus Entella per potersi giocare poi un posto con la promozione diretta in B. E nel basket sorride anche la Dinamo, che in casa ha ritrovato il successo contro Cremona, vincendo per 93-89, con Rayshon Thomas che è stato il top scorer dei biancoblù con 21 punti. Gli uomini di Bulleri quindi allungano ancora di più sulla zona retrocessione, si portano a metà in quella terra di mezzo che li separa dalle zone rosse della classifica alla griglia playoff, e nel prossimo turno affronterà la capolista Trapani, che già nell'andata aveva fatto emergere tutte le lacune della squadra sassarese. Un successo che arriva anche dopo il profondo mea culpa da parte della società, che attraverso il general manager della Dinamo Federico Pasquini in conferenza stampa nella presentazione del nuovo arrivo biancoblù Briante Weber aveva appunto ammesso gli errori da parte della società, soprattutto in avvio di stagione, tracciando anche la direzione di questa ultima fase dell'anno, ossia quello di concludere la stagione, portarla a termine e salvarsi, e poi poter programmare con maggior serenità e tranquillità la prossima stagione, cercando quindi di alzare di nuovo l'asticella degli obiettivi che quest'anno sono stati quasi tutti disattesi. E questa era la nostra ultima notizia anche per oggi. L'appuntamento quindi è per domani, sempre a partire dalla stessa ora, e se volete queste e le altre puntate sono sempre disponibili sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Un saluto da parte mia, da parte di tutta la nostra redazione, e noi ci sentiamo come detto domani. Passate una buona giornata e un buon inizio settimana. Ciao! Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.